Rispetto al 2019 le donne lavorano meno e sono anche più disoccupate. Il dato sull'imprenditoria femminile che emerge dall'indagine dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna per Donne e Impresa dal titolo Il trend della ripresa 2021-2022 e alcune evidenze di genere. Una fotografia che evidenzia quanto le donne siano coloro che pagano il prezzo più alto della crisi economica da Covid-19, con un calo di imprese artigiane, fatturato e occupazione. In Sardegna le imprese femminili sono quasi 40.000, al 22,8% del totale. Di queste, quasi 6.000 sono artigiane. In questo settore il calo registrato rispetto al 2015 è stato dello 0,6% e dell'11,1% rispetto al 2008, mentre il calo dell'occupazione femminile indipendente nel biennio della pandemia si attesta sul 7,8%, a fronte del meno 6,1% registrato da aziende condotte da uomini. E il fatturato medio delle imprese femminili è di 4,4 punti percentuali inferiore rispetto alla media. Noi siamo le imprenditrici della resilienza, rimarca Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Sardegna, e ogni giorno ci impegniamo a moltiplicare gli sforzi per accompagnare le nostre aziende in un futuro di sviluppo. La presidente Lai guarda positivamente ai fondi ad hoc in arrivo con il PNRR e gli interventi posti in essere dal governo, soprattutto il fondo a sostegno dell'impresa femminile appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il fondo, commenta Lai, rappresenta un'opportunità per sostenere, consolidare e sviluppare le imprese femminili con una particolare attenzione alle azioni di diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale.